Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Vibo Valentia, Nicotera Marina e Soriano Calabro hanno arrestato 5 persone residenti in diversi comuni del Vibonese, ritenute responsabili di produzione e detenzione ai fini di spaccio, trasporto, offerta e cessione di ingenti quantitativi di marijuana. Inoltre, Cocciolo e De Masi sono accusati di estorsione in concorso per aver costretto un loro acquirente a consegnare un ciclomotore quale pagamento di una partita di droga. Sono stati trasferiti nel cavò della Banca d'Italia i 103 quadri d'autore sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria a Gioacchino Campolo nell'ambito dell'operazione Les Diables, che ha portato al sequestro di beni per oltre 330 milioni di euro. Nell'abitazione dell'imprenditore reggino vi erano quadri di Dalì, De Chirico, Ligabue, Picasso e un Mattia Preti del 600 che i finanzieri hanno scortato presso l'istituto di credito. È sceso dagli oltre 2 miliardi di euro a circa 870 milioni il deficit della sanità calabrese. A comunicarlo il governatore Scopelliti, che ha sottolineato come le cifre precedentemente diffuse siano state una bufala. Scopelliti ha annunciato che nonostante il calo della stima del deficit è necessario abolire dai 3 ai 5 ospedali a rischio, i piccoli presi a favore di quelli più grandi. In programma anche diverse conversioni. Ancora la Procura di Reggio Calabria nel mirino degli attentati intimidatori. È stato tolto un bullone ed allentato un secondo dall'automobile che doveva condurre il sostituto procuratore generale reggino Adriana Fimiani al Tribunale di Locri per il processo per la strage di Duisburg. Ad accorgersi del sabotaggio l'autista, che ha avvisato le forze dell'ordine. È stata deposta ieri davanti al monumento dedicato ai moti del 1970 di Reggio Calabria una corona d'alloro dal sindaco Giuseppe Raffa per ricordare il giorno dell'inizio della rivolta cittadina. Nella commemorazione dei 40 anni si è svolto anche un incontro dibattito intitolato Reggio e la democrazia, riflessioni e testimonianze, moderato dal senatore Renato Meduri, vicepresidente del comitato 40° della rivolta, a cui ha preso parte il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti. La riforma dell'ordinamento forense, prospettive professionali, profili deontologici è il titolo del convegno promosso dalla sezione di Locri dell'AIGA in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Regione Calabria e la provincia di Reggio Calabria. Di rilievo il parterre degli intervenuti, tra cui il senatore Giuseppe Valentino, Lanfranco Maria Tenaglia, Giuseppe Sileci, presidente nazionale dell'AIGA e Attilio Vasta, presidente della locale sezione. Sono stati i ragazzi della terza A dell'Istituto Tecnico Agrario Vittorio Emanuele II ad aver vinto il concorso Una gita a Catanzaro è naturale, promosso dalla Fondazione Il Sud del Mondo. La classe partirà per la Lombardia per un importante viaggio di istruzione. La vittoria dell'Istituto Agrario è arrivata grazie al video Catanzaro, una città tutta da scoprire, che è stato selezionato da una giuria costituita dai membri della rete sociale I Sud del Mondo Onlus, con oltre 1000 voti espressi dagli iscritti in tutto il mondo. Il giocatore della Juventus e della Nazionale, Vincenzo Iaquinta, domani sera sarà a Cutro. Iaquinta, che è proprio di origini cutresi, presenzierà all'inaugurazione di un club della Juventus a lui intitolato in via San Domenico. Prima dell'inaugurazione il giocatore incontrerà i suoi tifosi ed i concittadini nella sala polivalente Falcone Borsellino. Domani i tifosi cutresi del Bomber realizzeranno un sogno che durava dal 2006, da quando cioè Iaquinta era stato uno dei protagonisti del mondiale tedesco.